Questa storia non è una favola. Il libro di Daniele, che racconta cose straordinarie, è un libro storico, è un libro che ha messo in crisi gli studiosi, perché le rivelazioni di questo libro hanno anticipato fatti che poi si sono avverati nel dettaglio, mostrando l'onniscienza di Dio. E questo libro racconta non solo profezie, ma anche dei fatti straordinari. E quindi mentre leggiamo questa storia, non pensate che sia una favola, perché è una storia reale ed è una storia straordinaria. Sergio, che mi guardi da lassù, questa è una storia che devi raccontare su TikTok. Questa ti fa avere un sacco di follower. Una storia così la possiamo trovare solo camminando col Signore. Voi dite, perché l'ha detto a Sergio? Perché noi abbiamo delle celebrità, andate a cercarlo. Iniziamo a leggere dal verso 11. L'antefatto, rapidamente. Nabucodonosor, questo sovrano, fa erigere una statua alta 30 metri. Mi sembra che il San Carlone sia 27 metri, quindi 3 metri più alta, e obbligò tutti i suoi sudditi a prostrarsi e adorare questa statua. Chiaramente in due modi, quelli convocati che erano i notabili lì davanti, ma poi arrivò un decreto che in certi momenti del giorno in tutto il regno, anche nelle periferie dove questa statua nessuno l'aveva vista, a questo suono bisognava prostrarsi e adorare questa statua. E così avviene. Leggo dal versetto 11. Questi caldei notabili fanno presente al re qualcosa. Chiunque non si inchina, non adora, deve essere gettato in una fornace ardente. Questa era la minaccia. Ora, questo è il rapporto che i notabili fanno al re. Ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abednego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i 3 uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti, e furono gettati in mezzo alla fornace ardente.
Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abednego nel fuoco. E questi 3 uomini, Sadrach, Mesach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: non erano 3 gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re: certo, re. Eppure, disse ancora il re, io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dei. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro. Perciò ordino quanto segue: chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Signore, grazie, perché non c'è nessun altro Dio capace di salvare come tu salvi e di fare le cose che tu fai, Signore. E noi ti ringraziamo questa mattina, perché non è un nostro convincimento il dire che questa non è una favola, ma tante volte, Signore, nella nostra vita noi abbiamo vissuto le stesse cose e possiamo testimoniare che questa parola è vera e tu sei per noi. Questa mattina, Signore, umilmente ti vogliamo pregare davanti a questa scrittura, che tu apri i nostri occhi come li apristi al servo di Eliseo, perché possiamo vedere attraverso il fuoco, vedere le cose che gli altri non vedono e glorificare te che vieni in nostro aiuto. Signore, lo strumento questa mattina è insufficiente, ma per lo Spirito prendi la tua parola e applicala al nostro cuore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Che storia straordinaria. Ci sono diverse illustrazioni di questa storia. Qualcuno illustra la fornace come se fosse un forno quasi da pizzeria, no? Di quelli che si entra orizzontalmente e la porta. Qualcuno la disegna invece come una buca, un fuoco dentro questo serbatoio che ha l'apertura di sopra, che si può accedere o essendo gettato giù
o salendo da scale, e probabilmente questa è la versione migliore che spiega la vicinanza a questa fornace fa morire i soldati, che spiega probabilmente un soppalco alto e dall'alto il re poteva vedere di sotto, e la possibilità poi dei tre di uscire. Non sappiamo, un giorno chiederemo al Signore com'era questo forno, questa fornace, ma sappiamo tutti gli altri dettagli, tutto quello che avvenne lì dentro, tutto quello che il Signore fece lì dentro, mentre di fuori c'erano oppositori del Signore. Fratelli e sorelle, rimaniamo fedeli al Signore. Facciamo scelte senza compromessi. In un tempo come il nostro, che è un tempo del compromesso, un tempo in cui tutto va valutato per timore di perdere, di fare, di scandalizzare, il Signore onora quelli che lo onorano. Non ci facciamo intimidire dagli oppositori, perché oppositori ce ne saranno sempre, sempre. Oppositori umani, oppositori di circostanze, oppositori spirituali, cercheranno sempre in qualche modo di farci scendere a compromessi per salvarci la vita. E quando noi scendiamo a compromessi, quando noi non siamo più fedeli al Signore come Dio vuole che siamo fedeli, non come noi vogliamo, allora è come se dicessimo: la salvezza della mia vita la metto nelle mie mani, scelgo di percorrere alcune strade per salvarmi la vita, perché forse Dio non mi salverà. Ma come dicevamo venerdì, per chi era presente, piccolo spot pubblicitario, invito i frequentatori soltanto della domenica a partecipare alle riunioni in settimana, perché la domenica si nasce, ma in settimana si cresce. Amen? Chiuso spot. Ma dicevamo venerdì che siamo stati salvati, e quando abbiamo incontrato Gesù abbiamo ottenuto tutto. E quindi comprendiamo le parole di questi tre giudei che dicono: sappi, o re, che il nostro Dio è potente a salvarci, ma se non ci salva, le cose per noi non cambiano, perché noi lo abbiamo conosciuto e non smetteremo di seguirlo. Non lo seguiamo per quello che lui ci fa, ma lo seguiamo perché lo abbiamo conosciuto. Sia benedetto il nome del Signore. E allora, quando noi diciamo che siamo salvati, stiamo dicendo che se anche qualche danno fisico, materiale possiamo subire in questa vita, fa niente. Noi abbiamo la vita in Cristo Gesù. Amen. Allora rimaniamo fedeli al Signore, perché se qualcuno dice: devo cercare di scamparmi la vita perché in qualche modo forse il Signore non mi potrà aiutare, sta testimoniando di non avere un Dio potente. Ma noi questo Dio potente lo abbiamo conosciuto ed è potente. Ci ha trasportati dalle tenebre al regno della sua meravigliosa luce, testimonia l'Apostolo Paolo. Eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, ma adesso viviamo in Cristo Gesù. Egli ci ha dato la vita. E allora, coraggio! Non ci facciamo scoraggiare dalle opposizioni, dalle difficoltà. Ogni tanto qualcuno dice: sai fratello, i tanti avversari che ho, le tante difficoltà mi hanno scoraggiato e ho lasciato tutto. Non farlo! Perché? Perché Gesù ha promesso di essere con noi. E se ti scoraggi,
Stai testimoniando che non c'è Gesù con te, perché Gesù, l'abbiamo cantato, terra e cielo passeranno, monti scompariranno, ma la mia parola tutta si adempirà. Gesù ha detto, e la sua parola, io non ti lascio e non ti abbandono, io sarò con te. Ecco perché noi possiamo rimanere fedeli al Signore anche quando arriva la prova più dura. E questa era una prova dura. Questa altro che essere una prova dura. Questa non era una prova provocata dall'immaturità, come tante volte noi ci provochiamo i problemi e poi però, visto che ci consideriamo maturi, a volte maturi non siamo, diciamo, il Signore aiutami perché non è colpa mia, a volte è colpa nostra. Se vogliamo essere onesti, diciamolo al Signore, a volte è colpa nostra. E Dio è sommamente buono, che ci aiuta pure quando noi ci cacciamo nei guai. Ma questa prova non era colpa di questi tre. C'era sicuramente anche per loro, come per il loro amico Daniele, un pizzico di invidia, perché questi satrapi vanno dal re dicendo: quelli che tu hai messo a comando della provincia di Babilonia, che era la provincia principale del regno, c'era forse un po' di invidia, facciamoli fuori questi, abbiamo trovato il loro punto debole. Non sapevano che invece era il loro punto forte, il loro Dio. Questi non adorano la statua e non se l'erano procurata loro la prova. Gli era capitata addosso per la malvagità, per le opposizioni. Ma la loro parola è certa, fermano il re. Sadrach, Mesach, Abednego, ve lo dico per l'ultima volta, adesso faccio suonare di nuovo in modo straordinario solo per voi il salterio, la cetra, gli strumenti. Mi raccomando, adesso che suonano solo per voi, piegatevi e adorate. E loro fermano il re: fermo re, non interpellare nessuno, non stare a scomodare i musicisti, ti facciamo guadagnare tempo noi, non abbiamo bisogno di risponderti. Il nostro Dio è potente da liberarci. Ma sappi che anche se non lo farà, noi non ci piegheremo. Noi adoriamo solo il nostro Dio. E così furono gettati nel fuoco. Questa è la storia che spero che Sergio Nazionale racconti meglio di me, perché ha più follower di me e quindi può arrivare più lontano. Ma adesso andiamo nella fornace, andiamo in questo forno, in questa cisterna arroventata, 7 volte di più. Ho riletto più volte questa storia perché ci sono delle cose che non sono esattamente dette. Può essere e può non essere che i 3 amici abbiano visto un quarto uomo nella fornace oppure no. Non ci viene detto. Ci viene detto che a un certo punto Sadrach, Mesach e Abednego si trovarono sciolti, si alzarono e iniziarono a camminare e con loro c'era un quarto. Non sappiamo, forse sì, forse no. Un giorno lo chiederemo al Signore. Non sappiamo se quelli vicini al re vedevano un quarto uomo, perché il re dice: scusate, quanti ne abbiamo buttati lì dentro? 3. Giusto? Giusto, re. Ma com'è che io ne vedo 4? E il quarto è simile a un figlio degli dei o figlio di Dio. Non lo sappiamo se quelli con Nabucodonosor lo vedevano o non lo vedevano, ma una cosa è certa: Nabucodonosor, perché lui lo doveva vedere, lo vedeva come il figlio di Dio. Lì
insieme ai 3 che non avevano piegato le loro ginocchia per adorare la statua. Una cosa è certa, quel figlio di Dio, glorioso, in piedi, in quelle fiamme, era lì. Perché vi ho voluto sottolineare che non siamo certi? Perché i 3 dopo non ne parlano, non dicono nulla, ma furono salvati. Voglio dire che a volte noi preghiamo il Signore in modo un po' puerile, dicendo: Signore, mi devi far vedere la gloria, il Figlio di Dio che splende di luci splendenti quando siamo nel fuoco legati, quando ciò che conta per noi è la testimonianza della nostra fedeltà di un Dio che ci libera davvero. Furono liberati, sciolti e camminavano perché Gesù era con loro. Anche se non lo vedi con i tuoi occhi, ciò non cambia la realtà. Il Figlio di Dio è con te. Amen. Poi grazie a Dio noi lo vediamo tante volte, ma a volte non lo vediamo. Ma che lo vediamo o non lo vediamo, non cambia, che possiamo credere con tutto il cuore che Egli non ci lascia e non ci abbandona. Amen. Sia benedetto il nome del Signore. Il Signore Gesù è con noi in mezzo al fuoco. Il Signore Gesù è con noi in mezzo al fuoco. Sei nella prova, sei nella difficoltà. Non so se avete notato che la scelta dei cantici questa mattina parlava sempre di trovarci nel fuoco. Sei nella difficoltà, il Figlio di Dio è con te nella prova. Non è con Nabucodonosor, lì nella pedana in alto, nella balconata, a guardare la tua prova. Nabucodonosor vedrà bene che il Figlio di Dio è con te nella prova. E la nostra opposizione, il nostro avversario, colui che vorrebbe schiacciarci, è lui che deve vedere che il Figlio di Dio non ci lascia. Ed è lì in mezzo al fuoco. L'idea di un Dio distante dalle nostre esistenze, tribolate, non è biblica. Non è biblica. Dio è con noi. Dio è lì con noi nella prova e nel mezzo delle nostre prove. Vive con noi la difficoltà. È lì dove c'è il fuoco, dove c'è la lotta, dove c'è l'opposizione. Anzi, spesso è proprio nella prova che Lui si mostra per quello che è. Gloria al Signore. Il mio orecchio aveva udito parlare di te, ma adesso l'occhio mio ti ha visto. Gesù è con me e con te nelle nostre prove. Non è un manager che da distanza dà le indicazioni: vai a destra, vai a sinistra, fai così, vedrai che un po' te la cavi. È con noi, è con noi. Mi piace pensare nelle occasioni in cui i discepoli erano sulla barca con Gesù e la barca era in tempesta, che Gesù non era l'unico tra i presenti in quella barca che aveva ancora i vestiti asciutti e se ne stava tranquillo e in un'occasione dormiva, mentre gli altri erano tutti sudati e bagnati e fradici delle onde e del vento, e Gesù era bagnato con loro. Gesù era stanco con i discepoli del cammino. Gesù aveva fame come i suoi discepoli dopo giornate faticose. Gesù è con noi nella prova. E bugiardo è colui che vuole convincerci
che Egli non è con noi. E noi passiamo nella schiera di quelli che sono sedotti da colui che è il padre della menzogna, quando ci lasciamo convincere che il Signore non è con noi nella prova. In quel fuoco c'è il Signore. Se tu stai vivendo una prova come non l'hai mai vissuta prima, voglio dirti per parola di Dio che siete in due in quella prova. Se tu e tua moglie state vivendo una prova coniugale, familiare, terribile, voglio dirti nel nome del Signore che siete in tre in quella prova. Se la tua famiglia di 5, padre, madre, 3 figli, sta vivendo una situazione disperata, nel nome del Signore, credi con tutto il cuore che siete in 6 in quella prova. Gesù è lì nel fuoco con noi. Alleluia. E a volte è sufficiente questo, perché un giorno Pietro testimoniò: Signore, noi non ce ne andiamo, non cambiamo idea, non cambiamo gruppo, non andiamo via come gli altri, perché da chi andremo noi? Noi abbiamo scoperto che tu solo hai parole di vita eterna. E a volte basta semplicemente che Gesù è con noi nel fuoco per pronunciare quelle parole che ci danno vita e noi siamo consolati. Benedetto il nome del Signore. Ma non solo. Gesù, questo lo vediamo nel Nuovo Testamento e vediamo il Figlio di Dio manifestato anche nell'Antico Testamento, ha questa caratteristica. Gesù non è mai fermo. Gesù cammina. Gesù cammina sempre. Perché è Lui che crea la via recente e vera. È Lui che deve andare davanti a noi. E Lui è in cammino quasi a dire che non c'è niente, nessuno che può impedire il suo piano, la sua strada, la sua direzione. Neanche la tomba, neanche il sepolcro, neanche la morte riuscirono a impedire il cammino che portò Gesù dal cielo sulla terra per tornare poi in gloria in cielo. E Gesù il terzo giorno risorse perché Lui è in cammino. Lui non è fermo, bloccato. Quando andarono, lo ricordavamo qualche giorno fa, a scomodare Jairo dicendo: manda via il maestro, tua figlia è morta, non c'è più bisogno che prosegua il cammino verso casa tua. Gesù disse: nessuno può fermare il mio cammino, continuiamo a camminare verso casa tua perché tua figlia vivrà. Gesù è sempre in cammino e compare, si mostra in questa fornace come non legato, non accasciato in ginocchio da questi 3 poveri giudei che erano stati buttati giù nella fornace e legati per forza di cose erano per terra. Non è lì chinato, lo vede Nabucodonosor in piedi che cammina. Gloria a Dio. Cammina in mezzo al fuoco il Signore. Cammina sulle acque il Signore. Lì dove nessuno può camminare, Lui cammina. Cammina ovunque. E quelli che decidono di seguire il Signore cammineranno con Lui. Alleluia. Egli cammina in mezzo al fuoco. Pietro, se non sbaglio, arrivò a camminare sulle acque, che decise di avere fede in Gesù. Poi successe quello che successe, ma un po' camminò. E io ve lo dico sempre, lo sapete, che meglio Pietro in quella circostanza che gli altri discepoli, perché almeno lui camminò un po'.
Mentre gli altri dalla barca a fare la loro lezioncina, non dovevi mancare di fede, non dovevi guardare il vento, ma intanto lui ci camminò sulle acque. Poco, ma ci camminò. Chi segue Gesù lo imita ed egli è sempre in cammino e noi seguiamo lui che cammina. In Abacuc è scritto: egli mi farà camminare anche sulle alture. E infatti Nabucodonosor dice: ma io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco. Sadrach, Mesach, Abednego iniziarono a camminare. Erano caduti, erano lì legati, ma Gesù scioglie i loro legami. Gesù viene nella nostra prova e scioglie le corde, ci fa rialzare e ci fa camminare nella prova. Solo Gesù lo può fare. Alcuni si abbonano, prendo in prestito l'espressione di Angela, a questo tipo di preghiera: toglimi dalla prova, fammi uscire dalla sofferenza, toglimi da questa difficoltà, non ce la faccio, mi sento legato, ne voglio uscire, la condizione non è buona, via Signore, portami via di qui, portami via di qui. Sadrach, Mesach, Abednego, questo lo dico sempre quando medito su questo passo, camminavano nel fuoco. E mi spingo sempre a dire che se non fosse stato Nabucodonosor a invitarli a uscire, loro se ne stavano tranquilli a camminare nel fuoco. Con Gesù, che Gesù ci fa camminare nella prova, in piedi, liberi. Benedetto sia il nome del Signore. Questa mattina possiamo provare qualcosa di nuovo. La capacità di stare dentro la prova, in piedi e liberi di camminarci dentro. E qualcuno potrebbe dire: ma non volevano uscire? Probabilmente sì, ma da quello che leggo dopo, quel fuoco non li toccava. Non sentivano bruciare la pelle, probabilmente non sentivano il calore di quel fuoco, non sentivano gli effetti del fuoco sui tessuti, quel fuoco non li toccava. Quindi esserne fuori o esserne dentro per loro era lo stesso, perché con Gesù noi possiamo essere ovunque e sempre vittoriosi. Benedetto il nome del Signore. Io vedo 4 uomini e sono slegati e camminano, non sono per terra, prostrati, abbattuti, imprigionati, sono liberi e camminano. Ma dei 4, 1 attira la mia attenzione, è già straordinario quello che vedo di quei 3, ma il 4 è simile a un figlio degli dei. Stava dando gloria al Signore Nabucodonosor e neanche lo sapeva. Con Gesù possiamo fare questo, stare in mezzo alla prova, vittoriosi. Oh, Gesù, certo, ci fa camminare nel fuoco, ma ci fa anche uscire e ci salva dalla prova. E lo promette il Signore stesso. Isaia, probabilmente un verso che vi è venuto in mente leggendo il nostro passo. E non è a caso: quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Ascoltate cosa dice Isaia, una profezia di Dio, pronunciata probabilmente 150 anni prima, e quindi il Signore lo sapeva che cosa sarebbe successo di lì a pochi decenni. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato.
e la fiamma non ti consumerà. Io credo che questa è una citazione futura della storia che abbiamo letto. Quando camminerai nel fuoco, la fiamma non ti farà nulla. E lo scrittore agli Ebrei riporta che alcuni per fede spensero, dice lo scrittore, le fiamme. Spensero le fiamme, non ne ebbero alcun male. Dio è colui che ci libera dalla prova. Alleluia. Ci salva dalla prova. E questa frase i governanti assiri ce l'avevano troppo in bocca. Vi ricordate anche quando Daniele è nella fossa dei leoni, arriva il sovrano e dice: il tuo Dio ha potuto liberarti? E lo ripete anche adesso: quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Noi una risposta precisa ce l'abbiamo a questa domanda. Il nostro Dio ci può liberare dalla mano di tutti quelli che si oppongono, perché Egli è l'Onnipotente, è Lui che ci salva e ci libera. E uscirono fuori dalla fornace perché Lui potesse essere glorificato. Infatti Nabucodonosor non fa neanche parlare i 3 giudei e dice: ascoltate tutti, chiunque dirà male del Dio di Sadrach, Mesach, Abednego dovrà essere lui ucciso, la casa ridotta in letamaio, perché non c'è nessun Dio che può liberare come questo Dio. Alleluia. Quando il Signore ci libererà dalla prova, non lo farà perché altrimenti saremmo morti, perché con Gesù camminiamo nella prova, l'abbiamo visto. Quando il Signore ci libererà dalla prova, sarà perché Lui sia glorificato. Perché vedendo la mia vita e la tua vita, quelli che ci hanno visto nella prova dicono: il tuo Dio è diverso dagli altri. Quando invece piangiamo nella prova, rimaniamo legati nelle fiamme, gridiamo perché brucia il fuoco, Gesù non è con noi, e gli altri dicono: la tua religione è come la mia. Un giorno è venuto Nabucodonosor da me e mi ha fatto la stessa cosa, ho pianto anch'io. Ma quando Gesù è con noi, quando il quarto uomo cammina nel fuoco con noi, quando ne usciamo fuori perché Lui ci libera, gli altri dicono: non c'è nessun Dio capace di fare le cose che fa il tuo Dio. Sia benedetto il nome del Signore. E la nostra vita diventa un canto di gloria al Signore. Io voglio che la mia vita sia un canto di gloria al Signore. Gesù è con me nel fuoco. Non temerò alcun male. Alziamoci in piedi, diamo gloria al nome del Signore. Alleluia. Questa mattina non credere alle minacce di chi vorrebbe piegarti dicendo: scendi a compromessi, dai, non fa nulla, scampati la vita. Non scendere a questi compromessi, perché c'è qualcuno che ti vuole sedurre con una bugia, ti vuole dire che se non ti dai una mano da solo c'è poco da fare per te. Non crederci, perché Gesù ha promesso di essere con noi sempre, anche e soprattutto nelle difficoltà. E proprio quando sarai nel fornel della prova, vedrai uno simile a un figlio degli dei. E soprattutto gli altri vedranno che non siamo soli nella prova. Ma non eri caduto tu nelle fiamme? Non era caduta la tua famiglia nelle fiamme? Ti ho visto sprofondare in questa prova, in questa difficoltà. Ti ho visto essere in crisi, ma adesso vedo che ce n'è uno in più con te. E daranno gloria a Dio, perché noi cammineremo senza legami alla gloria di Dio,
Fratello, sorella, cammina con Gesù, con fede, ed Egli ti dà la vittoria.